Grandi navi da crociera, ancora nessuna decisione dal vertice di ieri sera a Roma. Il ministro Toninelli, Marghera potrebbe andare ma non subito, prematuro parlare di date. Sciopero generale dei trasporti, altissima l'adesione secondo i sindacati, fermi i treni, bus e vaporetti, disagi per pendolari e turisti soprattutto a Venezia. Ancora sangue sulle strade, a Vigo d'Argere, moto si schianta contro un'auto, muore un ragazzo di 20 anni, ferito gravemente l'amico che viaggiava con lui. Colpisce anche gli intromettitori del tronchetto a Venezia, il nuovo regolamento di polizia urbana, multa da 200 euro per aver violato il nuovo divieto di accaparramento di clienti. Truffe agli anziani, a Treviso 2 giovani nomadi denunciate per aver sfilato Rolex a 2 sessantenni che passeggiavano in pieno centro. Banksy assolto, prima ancora di finire a processo, la Procura di Venezia ha deciso di archiviare il fascicolo sul murales apparso a San Pantalone a firma del celebre e misterioso artista. Caldo record, Veneto bollente, a Treviso le case di riposo aprono le porte agli anziani soli che vivono in abitazioni non climatizzate, un'occasione per stare in compagnia al fresco. Buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. In primo piano la questione delle grandi navi da crociera a Venezia. Ancora nessuna decisione dal vertice che si è tenuto ieri sera a Roma. Il ministro Toninelli, Marghera potrebbe anche andar bene ma non subito, prematuro parlare di date, ma ci aggiorna in diretta da Venezia al telefono Ilaria Marchiori. Buongiorno. Buongiorno da Venezia. Non è stata una riunione risolutiva quella sulle grandi navi ieri nel tardo pomeriggio a Roma, perché non è stata presa nessuna decisione. Il ministro Toninelli, che aveva convocato questo tavolo d'urgenza, non è arrivato puntuale alle 17:45 per altri incontri inerenti la TAV, ma inizialmente c'erano il presidente dell'autorità portuale dell'Alto Adriatico Musolino, il provveditore alle opere pubbliche del nord-est Linetti, il comandante della capitaneria di Porto Pellizzari e un responsabile di Venice Roport Moss, il terminal di Fusina, e poi dopo circa un'ora alle 18:45 è arrivato il ministro Toninelli. In realtà c'è stato un riscontro importante, dunque non una soluzione definitiva ma un riscontro, quello che il ministro Toninelli diceva sulle navi a Porto Marghera, ovvero che è impraticabili, che non le avrebbe mai fatte andare in mezzo al carbone, ai container, in un luogo a rischio Seveso, improvvisamente sembra non essere più valido. Toninelli infatti pensa che transitoriamente la soluzione migliore sarebbe proprio quella di spostare le navi nelle banchine di Marghera, che in qualche modo si possono liberare allo scopo. E così il ministro si trova costretto a dare ragione al sindaco Brugnaro, che tra l'altro sabato è salito a bordo di una nave MSC in occasione della festa del Redentore e che giocoforza doveva ormeggiare proprio in uno dei terminal container. È salito e ha anche girato un mini video che poi è stato diffuso, di cui abbiamo parlato anche nel corso del nostro telegiornale, proprio dimostrando che lui aveva ragione e il ministro Toninelli torto, e sembra che dalla riunione avvenuta a Roma sia proprio così. In attesa di sapere quali saranno le soluzioni definitive, per ora da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Parliamo ora dello sciopero generale del trasporto pubblico con orari diversi a seconda delle categorie coinvolte. L'agitazione indetta da CGIL, CISL e UIL per rimettere in movimento il Paese, dicono, per il diritto allo sciopero e per protestare contro le morti e gli infortuni sul lavoro. Così appunto si legge in una nota unitaria, ma sentiamo come sta andando a Venezia da Anna Maria Parisi. Buongiorno Anna Maria. Sì, buongiorno da Venezia con lo sciopero e l'agitazione per quanto riguarda tutto il settore del trasporto pubblico. Giornata nera oggi infatti per lo sciopero di bus, vaporetti, treni. L'agitazione già dalle 9 di questa mattina è prevista fino alle 17.
Il servizio di navigazione automobilistico urbano con bus e tram di Mestre Lide Chioggia è fermo inoltre già dalle 10 fino alle 13, quello extraurbano invece sarà fermo dalle 19.30 fino alle 22.30. Questi un po' di orari giusto per così dire anche ai nostri telespettatori quali sono i servizi garantiti. Non sarà garantita invece la corsa delle 17.45 della linea 8E Mestre-Treviso che viene effettuata dall'azienda MOM di Treviso. Presidi e volantinaggi oggi nel porto di Venezia e nelle stazioni ferroviarie di Venezia e Mestre. I motivi dello sciopero vanno ricercati nel rapporto molto difficile e sempre più teso tra gli esponenti di governo e i sindacati. Per la prima volta nella storia più recente, si legge nella nota della CGIL, il governo, che si contraddistingue per l'assenza di risposta strategica, non ha mai convocato le organizzazioni sindacali e lo fa soltanto per incontri sporadici per la gestione delle singole crisi. Da troppi anni, continua a dire la CGIL, scontiamo l'assenza di una politica dei trasporti, delle merci e delle persone indispensabile per far ripartire il Paese e rilanciarne la competitività. Naturalmente vi forniremo maggiori dettagli nel corso dei TG delle edizioni serali con interviste e le voci dei protagonisti. Da Venezia è tutto, la linea può tornare allo studio. Proseguiamo con la cronaca, ancora sangue sulle strade della nostra regione. Ieri lungo la provinciale 87 nell'Alta Padovana, provinciale nota come Terraglione, un giovane di 20 anni ha perso la vita in sella alla sua moto, ferito in modo grave il cugino che viaggiava con lui. Mattia Schiavon aveva 20 anni, viveva a Padova, un diploma già in tasca e sognava di fare il cuoco. La sua vita si è fermata lungo la provinciale 87 a Vigo d'Arzere. Lui viaggiava a bordo della sua moto con il cugino, un tragico sorpasso in un caldo pomeriggio di afa estiva. Potrebbe essere questa la causa dell'incidente accaduto intorno alle 18 di martedì. Il giovane viaggiava in direzione Vigo d'Arzere lungo la stessa via, una piccola utilitaria che all'altezza di un incrocio ha svoltato a sinistra. Devastante l'impatto tra la moto e l'auto. Inutili i soccorsi prestati dal SUEM 118 con l'arrivo anche dell'elicottero. Per Mattia Schiavon non c'era più nulla da fare, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Campo San Piero anche il cugino che viaggiava con lui. Le indagini sono affidate agli agenti della polizia locale. Il Terraglione resta una strada molto pericolosa. La stessa mattina dell'incidente c'era stato un altro incidente con feriti. Ed una persona è rimasta ferita in un tamponamento tra un furgone ed un camion, avvenuto questa mattina verso le 7 in A4 tra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia. Il ferito, precisa Autovia, è il conducente del furgone. L'incidente ha richiesto la chiusura del tratto autostradale, interdetto al traffico anche lo svincolo di entrata a San Giorgio di Nogaro e istituita uscita obbligatoria appunto a San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia. Ci sono stati rallentamenti e code sia verso Venezia che verso Trieste. Colpisce anche gli intromettitori, figure note a Venezia che nei terminali e gli approdi cercano di deviare i turisti dai mezzi pubblici di trasporto a quelli privati, i cosiddetti lancioni, il nuovo regolamento di polizia urbana del comune. Sfruttando il nuovo testo, i carabinieri della compagnia di Venezia hanno svolto ieri una serie di controlli straordinari, in particolare proprio al Tronchetto. All'articolo 58 del regolamento è stata inserita una specifica sanzione per il cosiddetto accaparramento di clienti, con il divieto di invitare insistentemente le persone che transitano sulla pubblica via ad utilizzare i servizi privati di trasporto. Nel blitz dell'Arma sono stati multati 2 di questi intromettitori con una sanzione amministrativa di 200 euro. In caso di reiterazione può scattare la sospensione e addirittura la revoca della licenza di trasporto. Si risveglia dal coma e racconta come è stata uccisa l'amica. Paolo Zorzi oggi è il testimone chiave dell'omicidio dello scorso 8 giugno, quando a Monte Galdella Marianna Sandonà venne accoltellata a morte dall'ex compagno. Tutto si è fermato quel giorno, in quell'ultimo disperato inferno di sangue.
Paolo Zorzi, 45 anni, ha riaperto gli occhi, chiusi in un coma che ha sospeso la sua vita, fissando il tempo all'8 giugno. Si è risvegliato urlando nella convinzione di essere ancora lì davanti all'assassino che si accaniva sulla sua amica e collega di lavoro. Oggi può ricordare, può raccontare al pubblico ministero. Aveva accompagnato Marianna Sandonà all'ultimo appuntamento col suo ex Luigi Segnini. L'uomo, 38 anni, dopo essere stato lasciato però non si era messo il cuore in pace. Arrivato a Montegaldella era sceso dall'auto con un coltello dalla lama lunga 10 centimetri, gridando come un pazzo. Quello che oggi è il testimone chiave venne ferito con 2 fendenti che lo avevano lasciato in coma fino a venerdì. Paolo Zorzi oggi sta meglio, ma deve fare i conti con la perdita di Marianna, uccisa dalla furia omicida dell'ex convivente. La vittima aveva stilato su un foglio una lista con gli oggetti da restituire all'ex, che per tutta risposta aveva trafitto col coltello il pezzo di carta per poi scagliarsi contro la donna e il suo amico nel retro del condominio dove lei viveva. Al vaglio degli investigatori anche i cellulari dell'assassino e della vittima, perché c'è la possibilità che Marianna abbia registrato tutto. Segnini, che faceva il camionista, dopo l'aggressione ha tentato il suicidio con lo stesso coltello usato per il delitto. Dimesso dall'ospedale, ora è in carcere a Padova. Truffe agli anziani. A Treviso 2 nomadi denunciate per avere sfilato il Rolex a 2 sessantenni che passeggiavano in pieno centro. Sentiamo. Non sembra passare di moda la cosiddetta truffa dell'abbraccio, l'approccio con cui giovani spesso avvenenti si avvicinano con una scusa o un gesto affettuoso a un anziano con l'unico intento di derubarlo. Nel mirino di 2 nomadi senza fissa dimora il prezioso Rolex che 2 sessantenni di Treviso avevano al polso. Gli episodi l'8 e il 17 luglio a ridosso del centro, via Cadorna e viale Cesare Battisti, zona dell'ex provincia. Una scusa banale, il solito approccio, e i Rolex sono spariti. Dopo una breve indagine, la sezione operativa del Nord della compagnia dei Carabinieri di Treviso ha denunciato a piede libero 2 nomadi pregiudicate di 20 e 28 anni, entrambe romene. Le 2 sono state identificate dopo una minuziosa raccolta di informazioni e fotografie avvenuta nel tempo da parte dei Carabinieri, che hanno permesso il riconoscimento delle 2 donne da parte delle vittime. I militari dell'Arma tornano a invitare alla cautela le persone anziane e fragili, soprattutto in questo periodo in cui la città si svuota e la solitudine rischia di rendere più facile l'avvicinamento da parte di malintenzionati. E siamo nella Marca trevigiana perché un'anziana è stata scippata della borsetta da un ragazzo di colore. Allarme a Paese. Molto probabilmente la stava seguendo dopo che aveva prelevato il denaro, 1.000 euro, allo sportello. Poi, non appena la donna si è trovata da sola a percorrere via Tobruk, la strada che costeggia la ferrovia tra Castagnole di Paese ed il quartiere trevigiano di Monigo, si è avvicinato e le ha strappato la borsetta. Vittima dello scippo una pensionata di 80 anni. L'anziana, sconvolta per l'accaduto, ha presentato denuncia ai Carabinieri di Paese. Secondo la descrizione fornita dalla stessa anziana, lo scippatore è un ragazzo di colore che con grande velocità è riuscito a strapparle la borsa senza che lei avesse il tempo di reagire. Non è il primo caso di questo genere a Paese. Lo scorso maggio una donna di 78 anni era stata aggredita davanti al cimitero da un uomo di colore che l'aveva gettata a terra per rubarle la borsa. Magro in quel caso il bottino, appena 40 euro. Nel Vicentino ora sarebbero stati individuati dai Carabinieri i responsabili di una serie di furti e danneggiamenti nelle scuole di Lonigo. Lonigo, i Carabinieri hanno denunciato 4 minorenni di età compresa tra i 15 e i 16 anni per furto aggravato in concorso. I 4, italiani ma anche marocchini e moldavi, sarebbero i responsabili di 3 raid all'interno di altrettante scuole della zona, nel corso dei quali sono stati rubati complessivamente 25 computer, un videoproiettore, 5 cuffie stereo, materiale di cancelleria e il denaro che si trovava all'interno dei distributori automatici. Grazie alle indagini i Carabinieri hanno identificato i presunti colpevoli e perquisito la casa di uno di loro, dove hanno trovato una parte della refurtiva, materiale che è stato sequestrato. Ora la Procura dei minori di Venezia deciderà gli eventuali provvedimenti nei confronti dei 4 giovanissimi.
Nel bellunese ora carabinieri eroi per 2 coppie di turisti americani a Sedico per una storia dai risvolti positivi che ha visto protagonisti carabinieri della locale stazione. Sentite di cosa si tratta, ci aggiorna al telefono Tiziana Bolognani. Buongiorno Tiziana. Buongiorno da Belluno, quella che vi raccontiamo una volta tanto è una buona notizia, di quelle che riempiono il cuore di gioia, una storia inusuale che ha avuto risvolti inaspettati per i carabinieri della stazione di Sedico. Sul finire del mese di giugno 2 coppie di turisti americani in vacanza nel bellunese si fermano per un'escursione alle cascate del lago del Nis. Nell'auto lasciano i loro bagagli, 7 valigie contenenti abbigliamento, valori e gioielli. Al loro rientro trovano l'auto aperta e ripulita, così presentano denuncia e loro malgrado sono costretti a rientrare in America privi dei loro effetti personali. Diversi giorni dopo, durante una passeggiata nel bosco, un escursionista trova una parte dei bagagli, avvisa i carabinieri della stazione di Sedico che recuperano il tutto, compresi i capi d'abbigliamento infangati per essere stati esposti alle intemperie. I militari riescono a contattare le 2 coppie tramite Facebook e si accordano per la restituzione della refurtiva. In particolare, di tasca propria, perché l'ambasciata non prevede il rimborso, i carabinieri si preoccupano di lavare, stirare e riporre con cura i carichi d'abbigliamento che vengono rispediti ai legittimi proprietari. Ed è di qualche giorno fa una mail inaspettata di ringraziamento che è stata inviata dai turisti ai carabinieri di Sedico, elogiati per la cura e l'amore profuso nella circostanza. L'affresco del cosiddetto naufrago bambino, comparso a sorpresa lo scorso maggio sul muro di un edificio in Rio di Ca' Foscari a Venezia e rivendicato dallo street artist Banksy sul proprio profilo Instagram, gli è costato un esposto della Sovrintendenza ai beni culturali alla Procura, che però ha immediatamente deciso di archiviare l'indagine. L'ipotesi di reato era quella di avere violato un articolo del Codice dei beni culturali del 2004 per aver eseguito un'opera su beni sottoposti a vincolo. Nonostante sia cadente ed abbandonato, l'edificio su cui è stato disegnato il murales è infatti vincolato. L'opera ritrae un bambino con addosso un giubbotto salvagente con in mano un fumogeno di segnalazione che emette un fumo rosa ed è stato subito ribattezzato appunto come il naufrago bambino. Per la Sovrintendenza si sarebbe trattato di un imbrattamento illegittimamente realizzato, ma di fatto si ammetteva che era di carattere artistico, che non aveva creato nessun danno né deturpamento del palazzo. La Procura quindi ha aperto un fascicolo, ma contestualmente ha anche archiviato la richiesta. A quasi un anno dall'esplosione dell'autocisterna carica di GPL di una ditta vicentina a Bologna, la Procura emiliana ha chiuso le indagini. Nel rogo, lo ricorderete, vi furono 2 morti, tra loro anche Andrea Anzolin di Agugliaro, autista della cisterna. Lo schianto della cisterna contro le auto in coda, il camion fermo carico di solventi, pochi minuti e poi l'esplosione. 6 agosto 2018, ore 13:50, A14 Borgo Panigale, lungo raccordo autostradale di Casalecchio. Dopo 12 mesi di indagini, la Procura di Bologna ha chiuso il fascicolo, chiedendo l'archiviazione dell'accusa di omicidio stradale e disastro colposo. Una giornata terribile per l'Italia, attonita davanti a immagini di guerra. Nel rogo 2 i morti. Il primo, Andrea Anzolin, 42 anni, autista vicentino della Loro di Lonigo, azienda specializzata nel trasporto di merci infiammabili. Aveva fatto un carico di GPL a Livorno, stava facendo ritorno in Veneto. Nessuna responsabilità penale per l'azienda vicentina. L'autista, persona corretta ed esperta, era in regola con i documenti, come in regola era la cisterna. Andrea Anzolin aveva fatto le soste previste e al momento dello schianto non stava usando un telefono. Forse un tragico malore, forse una tragica disattenzione. C'è poi la partita dei danni, 26 milioni di euro, quelli risarciti sinora dall'azienda grazie all'assicurazione. Tutti i sabati dal 27 luglio al 14 settembre, Ferragosto compreso, non si potranno consumare alcolici in luoghi pubblici a Jesolo. L'ha deciso il sindaco Zoggia, che ha firmato un'ordinanza che si muove sulla stessa linea del provvedimento già varato in passato per contrastare l'abuso di alcol tra i giovani. Il divieto varrà dalle 20 alle 6 del giorno successivo in tutto il lido di Jesolo, spiaggia compresa.
Ci fermiamo ora per la pubblicità. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3. Parliamo ora dell'ondata di calore che in queste ore sta attanagliando anche la nostra regione. A Padova e boom di accessi al pronto soccorso. Sentiamo. Speranza tutta rivolta al fine settimana, ma intanto Padova e provincia fanno i conti con la nuova ondata di calore. Minime tutte al di sopra dei 20 gradi già nella prima mattinata, massime con punte di 7-8 gradi oltre le medie stagionali. Caldo record a Galzignano, vero forno del Veneto, con la massima che nella giornata di martedì ha toccato i 36,3 gradi centigradi. In città termometro fermo a 34 gradi, ma si soffre, e intanto a fare i conti con l'emergenza sono soprattutto le persone anziane. Sovraffollamento in queste ore negli ambulatori del pronto soccorso dell'azienda ospedaliera di Padova, con il direttore Vito Cianci che non esita a parlare di situazione rovente. 319 gli accessi nella giornata di lunedì, una sorta di pausa prima della tempesta martedì, con un numero che si è fermato a 251. Ma se il buongiorno e il caldo si vedono dal mattino, oggi sarà giornata da bollino rosso, con il sistema sanitario impegnato a far fronte a richieste che arrivano soprattutto dalla popolazione anziana, ma non solo. E proprio a fronte del grande caldo di queste ore, le case di riposo di Treviso aprono le porte agli anziani che vivono soli, magari in abitazioni senza aria condizionata. La solitudine è la peggiore compagna che ci portiamo appresso. La solitudine è pesante sempre, ancor più d'estate, quando parenti ed amici vanno in vacanza e gli anziani restano nelle città roventi. Anche quest'anno a Treviso le case di riposo dell'ISRA, in collaborazione con il comune, aprono le porte agli anziani per consentire a tutti coloro che lo desiderano di trascorrere queste giornate caldissime in locali climatizzati e soprattutto in compagnia. Iniziativa particolarmente apprezzata soprattutto da chi a casa non ha l'aria condizionata. Devo sempre installarlo, ma sa com'è, la casa non è nuova, bisogna fare spese, ogni anno lo farò e così insomma. Io vengo la mattina e faccio colazione, a mezzogiorno rinfranzo, poi torno dove sono alloggiata. I posti sono disponibili nelle 4 case di riposo di Treviso, Zalivani, Salce, Menegazzi e Città di Treviso, dalle 9 alle 18. Per chi non è in grado di raggiungere con mezzi propri la sede è possibile usufruire di un servizio di trasporto curato da associazioni di volontariato. Particolarmente apprezzate le attività ricreative. Oggi, pomeriggio, c'è Informatici Senza Frontiere, di conseguenza sono proprio gli anziani che si mettono in gioco proprio con la tecnologia. Mi trovo bene, sto in compagnia, mangio qua con 7 euro, mangio, insomma dai, è un ambiente che mi può andare bene visto che sono sola. E così, oltre al fresco, c'è spazio per chiacchierare, stare in compagnia e, perché no, nonostante le 96 primavere, cantare come si faceva in gioventù. Ed ora una nuova app dedicata ai residenti della città metropolitana, oltre 800.000, città metropolitana di Venezia naturalmente. Vediamo. WebMap, la città metropolitana a portata di smartphone grazie ad un'applicazione digitale che ha richiesto quasi 4 anni per la sua realizzazione. Un progetto realizzato a costo zero che ha coinvolto i singoli comuni del territorio metropolitano che hanno collaborato attivamente alla raccolta e all'assemblaggio delle informazioni poi inserite nell'applicazione. Siamo partiti con una convenzione tra città metropolitana e i comuni del territorio. Nella convenzione era stabilita la definizione della cartografia, la condivisione della cartografia
cartografia, la formazione ai tecnici dei comuni che è stata a carico nostro, abbiamo messo in aula circa, nel tempo che diceva il sindaco, circa 200 persone, e poi i layer che avrebbero dovuto inserire, che stanno inserendo i comuni. Sono state messe a sistema le funzioni della città metropolitana a favore delle famiglie, che così possono conoscere cosa accade nei territori e nei comuni vicini, ma anche in quelli più lontani. Ci sono informazioni in questa app che non ci sono in altre app perché sono legate intanto strettamente al territorio, e poi alcune informazioni penso che non siano mai state messe in maniera sistematica su una carta georeferenziata. Per esempio le centraline per caricare le automobili si trovano in rete ma non in un sistema organico. Un sistema in continuo aggiornamento. Nei tasti in basso nella app c'è la possibilità di fare una segnalazione, e la segnalazione può essere un testo scritto, una fotografia, una geolocalizzazione, chiunque può connettersi, si geolocalizza, ci deve dare per forza un indirizzo mail che ci serve per verificare da chi arriva la segnalazione, e può segnalare se manca qualcosa o se c'è qualcosa che può essere implementato o di interesse. Finora sono 41 su 44 i comuni metropolitani coinvolti nel progetto. La app è stata realizzata in 2 lingue, italiano e inglese, ed è gratuita. Si presenta con dei pulsanti tematici che consentono di accedere alla rappresentazione cartografica del territorio e da lì tutti gli argomenti di interesse. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo l'appuntamento questa sera con 20:10, ospiti di Ferdinando Avarino, Alessandro Manera, assessore all'ambiente del Comune di Treviso, e Antonella Tocchetto, consigliere comunale del Partito Democratico a Treviso. È tutto dunque, come sempre uno sguardo al meteo. Arrivederci, buon pomeriggio. Bentrovati al meteo. L'anticiclone africano tiene in scacco il nostro territorio e la giornata di mercoledì 24 luglio sarà davvero torrida. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto tanto sole su tutti i settori, il cielo sarà al massimo poco nuvoloso. Il tempo si manterrà asciutto e stabile dappertutto e non sono previste piogge particolarmente degne di nota. Clima rovente, come detto, con valori termici minimi tra 20 e 25 gradi. Per quanto riguarda invece le temperature massime, la colonnina di mercurio arriverà a toccare i 38 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo bel tempo ovunque, con il sole che sarà protagonista su tutti i settori. Il cielo infatti si presenterà sereno, a parte qualche velatura innocua sui monti. Temperature minime tra 22 e 26 gradi, massime piuttosto calde tra 32 e 36 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, con ampio soleggiamento su tutti i settori. Tempo stabile per tutta la giornata, non sono attese anche in questo caso precipitazioni. Temperature minime tra 20 e 21 gradi, massime molto calde tra 37 e 38 gradi, come vediamo. Bene, dal meteo è tutto, io vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.